Beh, l'occasione sprecata sicuramente perché siamo andati due volte in vantaggio e che potevamo capitalizzare meglio quello che era l'andamento della gara, però insomma abbiamo giocato con una grossa squadra che ci ha dato il filo da torcere. Noi siamo stati un po' troppo titubanti nel giocare la palla, siamo stati un po' troppo siamo andati un po' troppo all'avventura del calciare troppo avanti il pallone, un po' di timore, un po' di paura, dovevamo giocare un pochino di più. Il risultato probabilmente è quello che rispecchia l'andamento della partita, però ripeto c'è un po' di rammarico perché due volte in vantaggio, il pareggio l'abbiamo subito al 22esimo del secondo tempo, quindi insomma il rammarico c'è, però queste sono le partite più difficili di tutta la stagione e dobbiamo cercare di metterci il massimo da qui alle prossime partite. Allora, intanto abbiamo già parlato del fatto che Klaus Seferi non è stato della partita e per noi è un elemento fondamentale. Penso che tutte le squadre di questo campionato vorrebbero avere un giocatore come Klaus, sia come giocatore che proprio come ragazzo. E quello sicuramente ci ha penalizzato tanto. Liotti poteva fare un pochino di più, è un po' in fase calante in quest'ultimo periodo, ha avuto un infortunio dal quale sta recuperando un po' difficilmente. Cossu l'abbiamo fatto giocare in maniera un po' diversa oggi, perché oggi se tu hai fatto caso noi invece di giocare con tre difensori abbiamo giocato con difensori centrali e due centrali di centrocampo, facendo un 2-4-1 anziché un 3-3-1, perché il campo era troppo grande e non ci permetteva in tre giocatori, con soli tre giocatori di coprire tutte le distanze per quanto riguarda la larghezza. Quindi sotto questo punto di vista io sono contento dei tre ragazzi che hanno giocato in mezzo al campo, Pisapia, Marocco e lo stesso Gossu, però poi alla fine sono contento di tutti, insomma, perché secondo me abbiamo espresso un buon calcio, potevamo vincere, però pazienza, insomma, accettiamo il risultato e va bene così.